Musile fatica a riprendersi dallo shock per la morte dei 4 giovanissimi amici sabato notte a Jesolo. In queste ore le famiglie di Eleonora Frasson, Leonardo Girardi, Riccardo Laugeni e Giovanni Mattiuzzo sono in municipio per un incontro con il sindaco Silvia Susanna. Insieme decideranno dove si svolgeranno giovedì alle 10 i funerali in forma congiunta. I genitori hanno accolto l'invito della prima cittadina di salutare i ragazzi con un'unica cerimonia perché possano stare insieme per l'ultima volta come lo erano stati per tutta la vita. Amici inseparabili, insieme anche sabato notte nella strage che ha spento per sempre i loro sorrisi. Ai coetanei della figlia che percorreranno quelle strade va il pensiero del papà di Eleonora Frasson. L'unico messaggio che io posso darvi a voi ragazzi è quello di stare molto attenti, voi e ai vostri cari che avete da vicino, e niente, di avere molta prudenza per le strade. Intanto le indagini vanno avanti. Domani Alin Marius Marinica, il 26enne di origini romene, domiciliari con l'accusa di omicidio stradale plurimo e omissione di soccorso, comparirà davanti al GIP, racconterà quanto accaduto. Al suo legale ha spiegato di aver urtato lo specchietto ma di non essersi accorto che l'auto dei ragazzi era finita fuori strada. Stessa versione fornita anche dall'amico che viaggiava con lui. L'avvocato, al quale il 26enne ha detto «era meglio se morivo io», ha spiegato che il suo assistito da sabato notte vive in uno stato di profonda prostrazione. Intanto la procura ha disposto una perizia dinamica per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Sono state le parole di Giorgia Diral, l'unica sopravvissuta alla strage, ad aiutare gli investigatori a risalire all'auto del romeno. Fondamentale anche la testimonianza di una 22enne trevigiana che insieme al fidanzato stava percorrendo la Jesolana pochi minuti prima dello schianto. «Sono viva per 6 minuti», racconta la studentessa che per prima ha chiamato le forze dell'ordine descrivendo l'auto. La coppia, quando si è resa conto che c'era stato un incidente, ha deciso di tornare indietro. «Ho preso un asciugamano e l'ho stretto intorno a Giorgia. Mi diceva che l'auto era stata spinta in acqua, urlava, piangeva e chiamava disperatamente la sua mamma», racconta la ragazza. «Mi spiace», continua, «io non sono riuscita ad entrare in acqua e non riesco a perdonarmelo, non sono riuscita a salvarli. Io non riuscirò mai a dimenticare il viso e le urla di Giorgia, mai». Intanto, dai familiari delle vittime, come dallo stesso sindaco di Musile, si chiede che venga fatta giustizia. Giustizia, assolutamente, giustizia, ma io anche come sindaco chiedo giustizia perché abbiamo perso 4 ragazzi per bene, di famiglie per bene, delle perle di giovani di cui la nostra comunità aveva bisogno, quindi io credo che se c'è qualcuno che ha commesso un errore deve pagare per questo errore.